Peppino, sono il gallo del mattino. Chi dorme non piglia pesci. No, ma cosa volete? Come cosa volevo? Oggi è il vostro compleanno, volevo farvi gli auguri per prima. Ah, e poi che ne sapete? Io che ne so, vi ho registrato, ho letto la tessera. Vedete un po' che attenzione. Ma ci fosse qualcuno che che se facesse i fatti suoi. Comunque grazie. Prego. Ma mi avete fatto prendere uno spavento, uno mi si trova così davanti alla porta. Come davanti alla porta così? Io mi sono annunciato. Io ci ho fatto uno. Sono il gallo del mattino. Io non vi ho sentito. E allora perché siete usciti? Sono uscita perché. Ma quante cose volete sapere? Dici la verità. Stavate andando in camera di Gino Dori. Io? È vero. E come vi permettete? E allora tu? Andavo in bagno, va bene? No, non va bene. A me mi pare che diate poco troppo spissi da sto bagno. Ma voi mi controllate? Sempre, di notte e di giorno. Gesù, chi sono cose pazze, che controllano pure quante volte si va in bagno. Bella, tu mi resisti. Ma io mi chiamo Peppino Capoposta. Ma lo faccio fare io. Ricetto pappe ci faccia noce, ramo tempo che ti sportosa. Pronto? Il fioraio Gennaro Montuoro. Buongiorno, sono Peppino, pensione della tranquillità. Allora mi dovete fare una cortesia, ho bisogno di un bel mazzo di fiori, però deve essere omonimo o ormonimo. Come si dice? Così non state sapere chiamare. Bravo, è così. Allora mi fate una bella cortesia, lo fate portare da quella bella signorina che ci avete voi lì a lavorare e ci fate scrivere il bigliettino, ci scrivete con la vostra calligrafia. Se non fate quello che mi aspetto da tanto tempo, morirete. Bravo. Allora facete portare tutto a posto, va bene? Grazie. Come? I soldi. E vabbè, poi viene mio fratello Gennaro e viene a saltare, qual è il problema? Statevi bene. Ma mi sembra cosa soldi. Mo mi faccio trovare in camera della signora e due sei cose. O cena, o maciacca. Ehi, ma dove vai? Ma in sta casa si dorme più qua, no? Prostituta. Ma come te la dici che femmine che vengono qua, tu la lascia stare? Oggi mi sono mostrato e non essere in da pensione. Ma Gennaro, che sono questi libri gialli che ti stai leggendo e ti ha pigliato la mania? Se io voglio leggere il libro giallo, russi e pure cucuzza, ma non so fattere tu. Non so fattere Dice la verità, invece da tanto sono qui. Non è vero. Sa, ha avuto un attimo l'occhio, poi l'ha chiuso la notte. Poi tu volevi fornire a leggere questi libri. Tu non dormi la notte a prendere questi libri. Io già 3-4 volte. 3-4 volte, non so fattere tu. Ma questo quello non si fa parecchio, ma era un fregatore. Fammi avere si l'esce da qui, lo voglio avere. Non ti credo, animale. Va bene, vieni buono, però ora qua. Ma non davi questa maledetta. No, Gennaro! La maledetta! No, che maledetta! Io volevo dire benedetta! Colui che viene nel nome del Signore. Quello è più colpa che l'imbecille. No, io volevo sapere semplicemente voi dove stavate, ma per caso siete andati in bagno? Sentite, che in questa pensione si controlla la luce e le telefonate, io lo capisco. Ma il bagno è come il pronto soccorso. Ci si può andare gratis a qualsiasi ora. Ma aprite un po', scusate. Scusate. Anima, ho colpa tu che le si può credere, ma manda cosa che la voglio fare, vomitaggio ogni volta che fare in tuo bagno, ma... Potesse essere un'idea. Buongiorno! Buongiorno. Ci sono novità? Ho capito. La luna non è ancora tramontata e le stelle stanno a guardare. Ma Mi piace la luna, fammi un po' la mano a mettere su divano a posto. tipo quello di là apposta, che mi sa pure un traslogatore. Ma che se non c'è ritto che devi pigliare tutti i soldi e la valigia e ce dai a tanto messo. E come non ce l'ha scritto? Beh, allora che vuoi? Perché non se ne va? Perché la già dici che non se ne vuoi sapere, sei disgraziato. Buongiorno Carmela. Ma non mi mandinse. Buongiorno. Quello è Carmela Camaretta. Visto come è bello. Animale, non male l'avevo sempre chiamato Melina. E oggi mi è venuto la chiama Carmela, va bene? Come pensavo che era Carmela la siciliana? La siciliana che lei sta bella pizzicata, la napoletana. Ah,
pure incinta, è incinta troppo puntuale. Cominciamo a fornirlo. Cominciamo che vai in la cucina e mi fai una bella tazza di caffè. Ora stamattina sto senza una goccia di benzina in cuore. E che la signorina Rosetta lo fa sempre. La signorina Rosetta oggi è alle falde. Ettena! Vesuvio, quale falda? Bascio Vesuvio sta. Ettena e Vesuvio, per qui, sì, sono due vulcani. Sì. Hai capito? Sono due vulcani. Bravo! 7 in geografia. Bravo, va buono, dai, andiamo da cucina. Ma fa sto caffè. A cucemma! Ma che venite a fare sempre a pizza? Ma state per dopo? Niente, in Catania vai, in Catania esce. Catania, Palermo e Messina! Tutta la Sicilia appresso a te. È arrivata Bernadette. Dice la verità, ti chiude sempre la prima messa. No, No, che allora mi sono andata a prendere la comunione. la comunione. Sì. Nanni, la vedo sta faccia vittime, capito? Tu a me mi fai perdere il coraggio. Cosa sta bip? Ma quale Bibi, no? Quello è l'assassino della notte! È un super giallo! Hai trovato un assassino di da bip? Uno, no? A cominciare a caire, rindazza sta Bibbia, prego quanto assassino che c'è sta! E tu hai trovato niente, no? Niente, Nanni, acceletta, ma non riesco a trovare niente. Ma non è come facciamo a cirere la chista, ne c'è una Come come faccio, come faccio? Guarda qua, quando me l'ho letto, ne sono 4, vedi? Tutto sti libri di lei? Il primo che mi sono letto è questo qua, vedi? Da Napoli spalla a spalla. Spalla a spalla. Però non lo volesse fare. No! È capace che chi le giovedì e non è meglio che non è facile queste E cose. ce n'era una spallata se tu metti! Mentre invece quest'altro Sì. qua, vedi? Il mistero del pugnale d'argento. E se può fare, no? Nanni, un pugnale d'argento non tu Non tenevo, ce n'ho! Mentre invece il secondo, il laccio alla gola, vedi? Un laccio tag! Un tag ce n'ha! E chi ci lo mette un anno a chi? Chi danno quello che sta? Hai ragione, danno quello tanto! Ce n'ha! Anche io ho letto tanti titoli di libri. Titoli, sì. Ho letto Il sangue del nemico, Sì. Il sangue del diavolo. Lo sa anche Malibu. O sangue chi la viva! Ma che sei un titolo non mi però ce n'ha! Però non disperare. Nanni, non disperare. Tu a me mi dire senza capire. Ma tengo una capanata. Mi lasciate guardare che le capotimmo fa. Eccolo qua. Morto nella vasca da bagno. Mamma mia che pressione ce n'ha! E come si fa questa cosa qua? Allora, Sì. è morto sì, mi ha assassinato di buono. Sì. Sì. Noi abbiamo mandato a Rosetta da zio Francesco. Sì. Benissimo. Mugino il maledetto, come tutte le mattine si sveglia e dice: Micina, preparami il bagno. E vicino non ci sta! Glielo prepari tu. Oh, guarda, ce n'ha! Io sono sempre preparo un bagno a is, ma che ci prepari tu? Che sta già prima che so, ma che sono cose ferme. Nanni, non mi interrompere, ma tu mi scorgi col programma. È molto figo, ma tu ne hai finire. Niente. Senti libero. Sì. Tu devi entrare nella stanza da bagno, ok? Si avvicina alla vasca, apri il rubinetto, riempi la vasca piena d'acqua, d'accordo? Sì. Poi alza gli occhi, vedi, sul lato destro vicino al muro c'è un filo della corrente tagliato. Nanni, Sì. tu con molta delicatezza Sì. e apri il filo, lo abbassi, levo un nastro, io me ne rindo all'acqua. E ci metto dall'acqua nostra. Non falla a forma e barcatelle, capito? Io lo voglio si mette a fare battaglia navale. Ti metto lo filo rindo all'acqua, che ti fa questo Ma nastro? tu così avevi detto? No, non ho detto così, perché che succede? Sì. Perché il ginocchio viene in mezzo a festacchio. Sì. Che lo trasano in tuo bagno, non se ne addonna, se me ne rinda vasca, muore fulminato. Marano come mi fa pressione, ce n'ho! Però questa la gente non lo deve sapere. No, Poi, no. poi fa un'altra cosa. Sì. Non è venuto a capo. No, ancora, ce E n'ho! ha contato pure da 1 fino a 60. Ma perché? Perché ha già puntato da 1 fino a 60? Perché ci maro tempo che ha da morire, ha da sparpatiare. Marano, ce n'ho, com'è brutto! Ma mi ha dato pure baffuata! Capito no? No! Poi tu che fai? Che devo Devi fare? rientrare dopo che hai contato. Sì. Entra nel bagno, no? Sì. Gli hanno dato tuo figlio. Mi siede? Lo metti dato vicino al muro, bello con nastri sistemato. Poi comincia ad urlare. Ma no, gente, correte! È morto Gino Tre! Morto per collassio
Cardiocircolatorio. Ma sei proprio un cattivo. Visto? Ora me devo fare fuoco di che ha bruscattato. La picchione, la picchione. Allora, che già fa? Ma poi ha già E a capito. preparare andiamo. Non è pazzia con me. Non mo cucimmo pulso, non andiamo, te l'ho già detto. Ascolta. Va, Allora adesso vado in bagno. bravo. Ok, Apro il rubinetto della vasca. bravissima. Riempio la vasca d'acqua fino a sopra. Bravo. Poi alzo gli occhi e guardo il filo che tu accuratamente hai fatto scendere vicino a me. Esatto. Piglio il filo, Sì. ci levo un nastro isolante Brava. e faccio le barchedelle. E metto dall'acqua. Nanni, facciamo così. Levammi il barcatella mia, non ci servono i barcatelle. E barchetelle, via, barchetelle! Il Metti filo. il barchetelle. Il filo. Prendi il filo Eh. e lo metto dentro all'acqua. Brava. Mentre lo messi il filo dentro all'acqua, lui esce dalla sua stanza, tutta allera. Adesso va a po' bagnetto. Brava. Va dentro lì, Esatto. metto un bruciulo dentro all'acqua e rimane fulminato. Bravissimo. Poi io vengo di qua e conto da 1 fino a 60 e mentre io conto da 1 fino a 60 che lui dà la scala fa sparpate la sanità come mi fa pressione sto fatto Ma che ce ne fotti, che la da morire, che la fa pressione. e poi non ce la fa più Niente, poi devi entrare nel sì bravo. poi devo andare di nuovo dentro al bagno e vado lungo filo la vinta all'acqua Sì. poi corro di qua Sì. e faccio Maron, è morto Dore! La signora che esce e fa, Ah, sì. com'è successo? Questa è la signora Palmira. Sì. Brava, e chissà non voglio aspettare, fammi vedere. Ah, chi sei qui, tu sei frate, bravo. Com'è stata? Ah, chi Com'è morto? Chi sei Big Gillo, mi voglio una. Ed io, è morto per collasso cardiocircolatorio. Signore e signori, abbiamo trasmesso il giornale orario. Ma tu entri che io già fa così, Ma tu non le hai dici tu come è morto? E chi lo dice? La polizia, i carabinieri, la finanza, i pompieri, i fotografi. E fotografi? Ma Ma perché ci fanno le fotografie? te la fa fotografia? No, oggi non è la fotografia, ma faccio. Ma che stai dicendo? Te la fa fotografia? Ma non me la faccio, non vedo bene, non sono igienica, Gennaro! Ma quale igienica vedo qua? Gennaro! Tu ti devi fare la fotografia per i cadaveri che abbiamo scoperto. Hai capito? Me li rapisci prima, gli hai fatto parrucchiere, Gennaro! Il parrucchiere. No, Gennaro! Io ma ci sono un a me un matrimonio. Quanto costa il parrucchiere? Sì, ma che posso mi devo mettere? Dici, ma posso che non c'è Ti a mettere vicino da avuto così. Io ti faccio una vicenda a te, ma secondo te no? Io mi faccio una fotografia vicino a una morta! E che fa? No, Gennaro, comunque se non me ne può. Io faccio tutto. Tutto quello che hai detto tu, figlio, non piglio un attimo. Era una cosa che ha fatto tu, Gennaro. Che cosa? Oh, fila in dall'acqua, ce l'hai all'uomo tu. Allora, Nani, i daggi di che sono cose di film. Non pozzi. No, Gennaro, figlio, le all'uomo tu. Ma perché? Uè, ma tu sei marito a me, sì? Ah! Chi le si fa un bagno? Come si fa un bagno? Ah, no. Ah! E va grido bagno a Luca e Chilo, tutto elettrizzato, Gennaro! Ma perché fammi capire una cosa? Eh! Perché quando uno piglia la corrente Se elettrizza, non la pigliare poco pure tu, non lanciamo questi messaggi. Eh! Se vanno a casa e mi tu andare a corrente. E vieni da me! Daniel! Che succede? Nani, Sì! guarda i sacchi che purtroppo. Che purtroppo? Parti, la volta che sta villa le gocce mi fegano. Lo porto un veleno, Nani, un veleno. Non ce n'ha! Non ce n'hai mai canto con me! Dice che con me la faccio! Lui questa cosa la potremmo fare! Non potremmo fare! Non mi capite io. Chi sta in siciliano, Nanni? E ci squaglia in doppio. Ce n'hai da sapone no! Che la sorte di tenere! Ma finì che chiama finì proprio in danna saponetto con la quale si lava i piercini odore! Perché c'hanno accino, non mi stare con le picciune e Non voglio pulirsi, non voglio pulirsi! Chi lo? Mi scusi, ma lei è il proprietario della pensione? Io? Ma quando mai? Io sono di passaggio. Ah, davvero? Sì. E la signora è la moglie del proprietario della Che pensione? volevo, Sherry? Che volevi? Ma scusi, ma che
signora? Aspetta, come voce. Ma che si chiude in guerra? All'epoca mi ha già inventato un mondo. Ah sì, è francese, sì. Francese, senta, io non ho tempo da perdere, vi ho portato questi fiori per lei. Sì, per voi. Sì, signori, mettete la terra, vedete appoggiata sulla Allora l'avete capito? L'avete capito che dentro questo mazzo di fiori c'è una bomba? Senti, ascolta, Matti, chi ti manca? Chi mi manda? Ma dai, stavo scherzando. Ma secondo voi dentro questo mazzo di fiori c'è una bomba? Ma senti come guarda i fiori, ma la signora non era una straniera? Dici la verità, ma non so manco chi è ragazzi. Magari, comunque la signora è poliglotta. La signora è di piedi, grotta! Ignorante, la signora parla tutte le lingue. Dai, senti, io l'ho detto sempre, questa è una pensione di scemi. Io adesso non ho tempo da perdere perché devo guadagnare. Metto questi fiori qui dentro. Sì. Quando viene il proprietario lo fate passare dal negozio. Sì. Perché deve regolarizzare il conto. E adesso, caro Sul, dammi una piccola mancia. Una piccola mano. Certo. Quando faccio sta cosa che è bella! Che se ma non trovi più! Che la riesci lì? Adesso lì nel caso di lei. E questo è tutto, ma non si vergogna. Ma sai che cosa significa mancia? Dai, poverina, mangi pure te. E lo sai che cosa ti dico? Che chi dà una cattiva mancia fa sempre una brutta fine. Arrivederci. Aspetta! Torna che dobbiamo vedere! Ma che sta che lingua che? Ma sta la biscannella questa sera? 10, 20, 30. Grazie signora, grazie. Viaggio sempre detto che sei una pensione scema. Va, mangi pure te, va, mangi pure te! Ma mi non ci viene anche delle una fa veramente, ce n'ha! C'era di sotto la bulletta la luce, non ma voglio! Faccia come dove, mannaggia! Che ne sai, ce n'ha? Che è successo? Sì. Ti ricordo fatti carmè e fiori? Io mi ricordo. C'è nardina. Tiri, ce n'ha. Che Tiri, ce n'ha. Che dici? Che se sarà l'avvertimento siciliano? Non lo so, ce n'ha, non lo so. Nanni, Che c'è? vieni qua. Ci stanno i biglietti lì, ci va. Nanni, chiamo. E tu facessimo scemo? Ma che non mi tu biglietto, va? Nanni, come facciamo una cosa. Io mi faccio coraggio, no? Bravo, Perché i fiori, alla finestra, io mi capisco. Ma che stai dicendo? Se c'è sta una bomba in faccia di mangiate che c'è sta sotto, ce n'ha! Come mi fa? Non lo so, c'è. Sento, bonazza, sciacquatunazza da cornia. Non pensavo che era in siciliano, ma pensavo. Moria. La rissa che parlava siciliano. Ma che succede? Sono tutte elettrizzate. Sì. E chi ha portato questi fiori? Come sono belli? Belli. Che belli questi fiori! Chi li manda? Non lo sappiamo, Peppi stavamo aspettando a te per sapere A questa me? cosa. Sì. Oh, quanto onore! Ci sono bigliettini? Sì. E non andate a letto bigliettini? No, stiamo aspettando a te, Peppi. Oh Gesù, allora pigliamo bigliettini, Pigliamo bigliettini. Che la Che è successo? Ma che insomma? Un bigliettino, fa. Io pensavo che era il Mariolo! Ha fatto vedere un bigliettino, ce n'ha! Ha fatto vedere! Aspetta che leggo un bigliettino. Sì. Via. Bella, Legge vega vicino. È mancato. Che dici? Se non farete Sì. quello che mi aspetto da tanto tempo, Sì.
Morirete. Scrive proprio tanto, morirete. Ma sei sicuro, letto pure? Non ci fate scuola avanti, si nulla qui. Moriremo. Sei sicuro, ma letto pure? La ci fate scrivere io, come non lo leggo più. La ci fate scrivere io, non so quello che ci sta scritto. What's passare? Chi stai qui sta vecchiatore? Ginnà, chi sto multimilitare a scoprire il giratore? Era uno scherzo, fatto uno scherzo alla signora Pallina, mamma mia, come state? State tutte elettrizzate, Sì, sì. Piuttosto, come sto? Una chiavica. E t'ha trattato. Mi siete spruciti, mamma mia. Gni. Come va, Chiglia? Vai, va. Ci vediamo dopo. Stavo Signora Pallina? Signora Pallina, posso entrare? Sì? Sciuri, è tutto. Cioè, mio fratello stamattina, no? C'è venuta la manina siciliana, capito? Un filo elettrico, mucco. Lei non lo siciliano. No, per me era mio fratello che cantava una canzone siciliana. Ma perché state aspettando qualche siciliano? Sì, certi amici miei. No, sapete perché? Mo che sono salita qua sopra, in do bar, a Bascio Palazzo, ci stavano delle persone che parlavano proprio siciliano. Ma no, Avete sentito? sì, abbiamo sentito. Avete sentito? Abbiamo sentito. Guagliate finisco! Squagliate. Quando cemento indo! Quando cemento rindo! Quando cemento rindo! Nanni, Ginnà, guarda i bollicini come vogliono. Nanni, tra le altre cose, sto maledetto stamattina non si può aspettare. fai una cosa. Metti orecchio vicino alla porta, va. E vedi se si scende, va. Ma c'è chi? Sì, tu. Ma che c'è mamma? Rusci, Ginnà. Ma non amica mia, io non lo so. Rusci. Io non mi sento bene. Che ti senti? Vai, chiamalo, Gennaro, chiamalo. Calma, Calma, calma il sangue prima. Sei sudato! Zitto! Tengo tu polizia. Andiamo proprio. Non mamma. Bravo, ma così, fermo. La faccio vista. Testa ferma. Sei sudato! E domani da vasca si fa così. Scenda da maledetto. Arraglia e fammi sentire sta voce succigattina. Mia suocera da Sei sudato. Calma e sangue freddo. Vicina? Sì, vicina? Sì. È pronto il bagnetto? Ah, non sta vicino? E non vicino non ci sta. Tutta la tavola chiudo vicino. È andato dalla zia Francesca. E mo bagnetto non mi posso fare! Ma chi l'ha detto questo? Il bagnetto te lo prepara la mamma dell'amica. Sì, la gatta Cenerentola. Quanto disturbo, cara suocera! Però lo voglio come lo prepara la mia vicina. Con i solidi odoranti. Sì. Uè, non c'è da. E poi la temperatura dell'acqua deve essere non troppo calda e non troppo fredda. Dicimi una cosa Distensiva. Bravo! Sì, una cosa distensiva, rilassante, eccezionale. Non c'è da. Una cosa elettrizzante. Mamma, ti prepara una cosa elettrica. Oppure? Nanni, ma figli ci avessimo accattato un marelento così. Ma non si bravo, c'è nato mozzare. Io chi se l'ho già sempre scopato. Non scopando, però c'è nato non faccio. Stamattina mi farò una cosa che non facevi a Gennaro. Hai ragione. Non c'è lei non farfallone, lei non pensi le femmine. Le tutti se sta dicendo però libro tutto il futuro. Capito? Ma piacerebbero, Saremmo contrario con se rosse, se cago. No, Nanni, lasci stare, hai ragione, non lo facevo. Mi fa una cosa in tuo stomaco pure a me. Sì. Basta, non lo facevo. Cari suoceri, non è che stamattina mi sono sciutata sentimentale. Però che hai saputo che è morta mia mamma. Cari suoceri, Sì.
Ve lo voglio dire? Sì. Ormai la mia famiglia siete voi. Ah, però non le dire queste cose così commoventi a prima mattina, capito? Ci fanno male te, capito? Stai facendo gli anni nazionali numero io. Amo per dire. Io ve lo voglio dire. Sì. Io Sì. vi voglio bene. Babbo. Nanni, come la nervatura, no? Cioè, tu come mi chiamate? Papà. Papà. Mamma. Nanni, Gianna. mo, c'hammi a preparare un bagnetto. Non partiamo di Gianna. Ma che brave persone, vado a provare una bagnetta a me. Ah, l'amore è una cosa meravigliosa. Poi, e tu che ci facevi? In da camera della signorina. Beh, Poi, innanzitutto, datemi un buio. Seconda cosa, avesse raccontato a te. Stavo facendo gli auguri alla signora, oggi è il compleanno. Io sono un gentiluomo, caro Tore. State facendo l'augurio alla signora. Niente meno. Poi ci capite tutta cosa? Vabbè, allora vuol dire che la moglie auguri alla signora ci paga a fa pure. Hai capito? Vai, ma bada bene. Ricorda sempre che io sono lo zio della tua promessa sposa. Accorto a quelle che fa. Giusto. Voi, Don Beppe, siete lo zio della mia vicina. Vicina, sì. E allora sa che vi dico? Che queste parentele vanno rispettate. Io da oggi in poi non mi chiamo più Don Beppa. Mi chiama Osi Peppa. Allora, io vado dentro a fargli auguri alla signorina, hai capito? Osi Peppa. Fa pure lo spiritoso, sto imbecille. Permesso? Chi è? Buongiorno. Buongiorno. Posso parlare con voi? Dipende. Scusate, c'è stessa la camera. La camera, sì. No buco. Tranquillo. Isolato. Isolato. Senza né balcone né finestra. La vita io appoggio reale. Amico mio, il direttore. Avete ragione di scherzare. Non si scherza. Tanto si capisce. Saluta la televisione, no? Io prima studio lirico. Sì. Core papà suo. Ci ho sentito ogni tanto per vocalizza. E che? Oh! Sono stupido, spegniti. Ma ce ne vai sfogare. Sfoga sottovoce, sta gente che dorme. La seconda studia pianoforte. La terza era un giradisco con tutte le musiche rock. E gli ultimi pazzena a fare l'indiana. L'indiano. Questa è la roba rulana. E per cosa qua? Lasciamo. Dovete abbassare la voce, qui c'è gente che dorme. C'è gente che dorme. La seconda figlia mia si è sposata da poco e sta a casa con me. Fatemi gli auguri. Tanti auguri. Grazie. E partorita 5 mesi. Figuratevi una voce creatura che gli ha annientato La tutta. voce creatura. Ha scesso mamma, figli e tutte e tre imbarazzo. Ma mamma e figli non sono tuoi. Tu! 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 Tu gemella, Gemella, Uè, Uè. perfettamente sincronizzato. Mami. Fornisce gli agneru e attaccano. Ci mancava solo un becchino stamattina, là, già dice pazienza, come vi posso aiutare? Si brucia la frizione. Ve l'ho detto, una stanza, lo buco. Quando mi ha già fatto 7-8 ore sonno. Chiatte. E matine vado a fare. 7-8 ore suono. Emadine, sì Comunque da signore. faccio, capito? Fammi scendere e vado a fare tutta la casa mia. Sentite, dico tutto bene, non vi posso aiutare, è tutto occupato. È occupato. È tutto occupato. È occupato. È occupato, ma gente è occupata. Senti, Siamo vedete a qua. posto. Mandami tipo prenda. Faccio mandare il problema. 30.000 lire, bastano. Ma lasciamoci. Ora che ci penso, con 30.000 lire, mi è venuto in mente, Don Silvestrini.
Don Silvestrino non c'è più in camera sua, è dovuto andare via. Quindi state già ricreando la vita vostra, bravo. Volete sta fatta. Tutto a posto, non ci stanno finestre, ci stanno balconi, hanno staccato pure la corrente. Volete documenti? Ma quali documenti? Per 7-8 ore suoni non registrati. Grazie assai, avete una 100 anni. Ah, farò sapere. Ma se sta buono in sta camera, dai! Ah, vostro scemo, questa è la pensione della tranquillità, un mortorio. Grazie assai, buonanotte! Buonanotte, andiamo a cuccare. Se 30.000 lire, poi non sa chi. Tutto. Ma chi si sta ancora in la camera la sera? Mo mi faccio sentire. La donna deve tenere un uomo solo. La donna deve essere fedele. La donna è morbida, stesa sul letto. Ma mobile, ma noi la conosciucci, mamma mia. E dove vado? Vado a fare la camera di Gino Doré. E allora io vengo con te, ti vengo ad aiutare a sorvegliare, ti vedo la testa che non è male, aiuta. Già da spiglia sempre un po' che pusille. Fusillo. E voi andate cercando Margellino, Surriendo e Marugliaro, mamma, fammi fa. A Marugiaro ci si va a campanera, ti scordate che il mondo. È fatta. È fatta! Aspetta, ma non vega sto maledettare tutto. Tina, Che che mulizzo non può Ma stare. non calma e freddo sangue, calma e sangue freddo. Sì. Tu, con calma. Sì, Chiamalo, va, chiama. Chiama. Va pure. Con forza. Chiamalo. Luigino! Tanti auguri e 100 di questi giorni, signora! È pronto il bagnetto? Sì, vai bello, vai! Il bagnetto ciac! Tutto pronto? È pronto. Laudata sia mia signora Sì. per nostro fratello lo bagno, che è tiepido, distensivo e profumato. specialmente profumato e distensivo. Allora io vado a fare i bagnetti. Sì, ciac! Vado. Sì, c'è mi si pure il paparè! Vado. Sì! Già, il paparello ci stanno aspettando! Io suocera non viene. C'è da che Sta cosa non sta facendo venire male panze. C'è correre in tuo bagno. non puoi, c'è sta che ce n'ha! No, è Ci passato. va a mettere a contare! bravo. Da 1 fino a 60! Conta! E 1, E 2, E 2. e 15, e 16, Come e tra 1 e 2 ci passata e 29, e 39, e signora Palmira, scusate, ma mica andate in bagno? Anche voi mi domandate se vado in bagno? Siete la terza persona che me lo chiede, signora. Ce l'hai chiesto pure tu? No, signore, che vi volevo dire? No, che il bagno è occupato. Sì. No, signora, non vado in bagno. Chi sto quando esce? Ma chi è? Chi sto quando si fa sapere che è morta? Ma se chi è morto, come ti fa sapere che è morto? No, ce n'ha! Mi ha sbagliato tutto Ma cose, ce perché n'ha! vedemmo così? Nadina! Ho paura del buio, Nadina! Nanni! Che è? Nanni non fa così! Che è? Chi è, Nanni? Chi è? Va pure calmo! Chi è? Assassino! Codardi! Mi avete avvelenato il momento più bello! Ma te lo so bacchista! Siete la coppia diabolica! Assassini! Codardi! Assassini! Anima mamma! Anima papà! Datemi un segnale! Io suocera non Chi sta cantando? Madonna, che bello bagno che mi hai fatto, complimenti!
Ma proprio nella vasca ti sei messo? Sì, mi sono proprio consolata. Ma com'è possibile? Proprio belle zitte. Anni, ti sei indistruttibile. Sì, indistruttibile proprio. Cameriera! Sì. Fantesca! Cameriera! Uè! E poi mi ci fai venire nella camera mia? E stavo aiutando la cameriera a riordinare. Stava aiutando la cameriera a riordinare. Hai capito tutte cose. Cameriera! Preparami la colazione al tuo signore padrone. Uè, e questa volta me la porti a letto, eh? Vabbè? Sì. Ah! Per riordinare la camera. Sì. Ma com'è possibile, Anni? Non lo so, forse da una pelle isolante ce n'è. Ma proprio moi, ma che volevo stirare un po'. Perché prima non potevi stirare? No, ma perché non ho sapito? Che prima non ci stava la corrente? È mancata la corrente. E quanto è venuto? Dove cantando la corrente venendo? No. Non ho capito. Io non sapevo che la vasca se la corrente. E sai la vasca per la corrente ce n'ha. Hai ragione! Devo andare in bagno! Hai fatto l'annuncio pubblicità. Anni, guarda che devo filare in dall'acqua, mi sembra tipo che non posso su e non posso su! Fammi a preparare la camera su scucciandone. Beh, va a preparare la camera su scucciandone, mo scucciandone ci serviamo pure la colazione a letto. Sì, la colazione si consuma in cucina, non mi capito no? Ma che lucca fa? La colazione si consuma in cucina! Me la porta a letto! Ma poi, mi piglia in cucina la colazione? Certo. Da oggi in poi la colazione si mangia in cucina, hai il tuo direttore. Arrivederci, oh, si beh. Lo faccio schiaffo a questo, commettono omicidi a giornate oggi. Nanni, ma che sta? Che è successo? Sei tutta preoccupata, tutta a Francia. Sì. Come va? Sto pensando al veleno. Al veleno? Oh, sì, Peppino. E il veleno per i surici. E scarafuno pure? E pantecane che teniamo qua dentro. Voglio pantecane. Nanni! È passata un'altra mezz'ora della vostra vita. Che stiamo a fare che limone ce l'ho malaugurio. Ci sono novità. No, è che Carmela, è che la luna, no? Non è tramontata ancora. Pure tu sta luna. Sì, è perché è venuto un'eclissi ed è mancata la corrente. Perché la luna va a corrente. Ho capito. Allora, avvertitemi per ogni cambiamento atmosferico. D'accordo? Sì. Nanni, ma tenessi calde che lo fanno male. Come scegli, Peppino? Che cosa brutta, che cosa brutta. Insomma, Nanni, ma che sta succedendo da sta casa? Niente, Gennaro, noi stiamo tutto studiando un fatto sull'astrologia, no? Sì, e tu ne puoi capire queste cose. Noi stiamo studiando l'astrologia per ammazzare Ma chi ha da ammazzare? il tempo. Il tempo, per ammazzare il tempo. Ah, ho capito. Sì. Ho capito tutto, Nannina. Ora fai una cosa. Sì. Abbi bontà. Appena esce una lenza in uno, proprio una lenzetella, mi avvisi, mi voglio pigliare un po' di tintarella, va buono? Tintarella di luna, tintarella con le latte, stanno sopra i Nanni, siamo soli. Sì, Gennaro, siamo soli. Nanni, sì. Poi c'è stata da fare solo una cosa. Oblè! Brava, capivo. Oblè, Gennaro. Sentimi una poco. Quando prima a colazione o a pranzo? Facciamo una cosa, ho dammo a dessert sotto tiramisù, capito lì. Quando ci capita un'occasione ci ho dammo, Nanni. Ma come facevi? Ma da roba. Vado a portare la colazione Gino dovrei. No, a Palangop, che sa mangiare logo, va. Ma forse stavo mangiando in cucina. E mo ce la porti in cucina? No, a Pallo. E può essere che stavo mangiando logo? Uffa! Oh, ma che sto quando è diventato indisponente, Nanni, ma tu in questa casa che fa? Ah, cameriera! E allora va a fare da cameriere, mamma, ti cammina! Dammi stu veleno, non aspettare di male. Dammi stu veleno,
non sa niente. Uffamo! Fa una cosa, Nanni. Ti, che tu volete, ti. Tu e tuo sangue! Oh, che capite? Che già capito? Quando metti il veleno nella tazza. Ma perché non meno tu? Ma tu sei ciucco, mi tocco lì! Avete fatto sempre che lavoro Sì. che pigliate. Vabbè, quando ce ne già mettere? Gennaio che fa la ricetta romerica questa. Quando ne metto, basta che fa un effetto. Però sai che è, Nanni? Sì. Non ne voglio mettere assai, perché chi lo caffè cagna sapore, chi se ne andò non si pigli più. Carnaluzzumi! Bellino! Sì, Sistematieni! sì. Che ne vede, che li si mette a pensare che volete cambi il sapore che ha un caffè che facevi da sta casa! Un caffè che facevi da sta casa è una schifezza, Gennaro! E allora c'ho meglio. Mi! Vabbè, e fa una cosa. Sì! Mi si viene qualcuno. Aspetta! Eterno riposo! Alleluia, Signore! Splende adesso la luce perpetua, riposi in pace a me! Eterno riposo, alleluia! Quando qualcuno! La luna non è tramontata ancora! Ma chi è? Sono io, calma, signora Nannina. Don Gennaro, ma che stava facendo la signora? Niente, la signora stava facendo le preghiere per i morti. Padre invece stai facendo una cosa che mo non mi ricordi più. Stavate mettendo le gocce in quel caffè. Sì, 11 gocce per il fegato, fanno benissimo! Sì. Sì. Mi mandella date a me, date che ci penso io, dico io. Sono un'infermiera diplomata. Ah, sì? Date qua, date. E quante gocce volete mettere? 583. Oh, sono troppo! 11 gocce. Sì, 11. 1, 2. Aspettate, vita da più tappa. Apri, Apri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E adesso per chi sono queste gocce? Per lei! Per tutti e due! Ma quando mai, signora? Io la mia medicina mi abiti tutte le mattine. È lui che fa sempre i fumichielli. Fa sempre i fumichielli. Sì. Don Birbaldello! Venite. Signor, ma ci rimarrà un caffè o un cappuccino stamattina? Ma ci rimarrà un caffè? Non ci capite, una volta che volevo pigliare poco di latte. Lattuccio devi pigliare, sì! Signora, no, quello non lo digerisci il lattuccio, no. Ci vuole una fetta biscottata. Sì, io quando mi prendo le gocce mi mangio fette biscottate leggere. leggere. Ci vuole un po' di pasta e fagioli, un po' di baccalà, di frittelle. Stomaco pieno! Sì. Ma perché? Perché, signore, un veleno si piglia stomaco pieno? Il veleno! Volevo dire, caffè. Sì. Il veleno. Il veleno. Signora Nannina, è proprio spiritosa. L'ha detto proprio lei, eh? Sì. Il caffè che si prende in questa pensione è proprio un veleno. Ecco qua, Don Gennaro, vi serve il test da solo. Ok. Nanni. Fa una cosa, porta Angelo, va. Oh, ma Gennaro, ma ci ho fatto la comunione! Portacello tua! Portino. Sì! Cameriera! Cameriera! Guarda la pemaia! È pronta sta colazione? È pronta sta colazione o no? Sì, tesoro mio, è pronta. Ah. Prendilo presto il caffè, perché sennò quello si fa freddo. Vai. Prendi. Uno sorso. Ma c'è la bella tazzulella di caffè. Ma va chi da cucina e ma va capire. E perché, scusate, ma voi di solito non la mangiavate in camera vostra, no? No, è cambiato il regolamento. Oh, vero, chi ha cagnato? Vostro cognato Mio cognato. Eh. E perché? ha detto la colazione si mangia in cucina. Ha fatto il direttore, mio cognato, è vero o no? E chi l'ha detto? Ha fatto il direttore. L'hai fatto tu il direttore? L'ha già fatto il direttore a qui. No! Capisse come sei nervosito, come sei incazzato con quella voce? Oggi poi la colazione non si mangia più nella camera da letto a letto. La colazione si consuma in cucina. E i mamma sono state zitte. Però non è giusto. No. Che hanno buono vogliono come a me. Sarà un veleno a prima mattina.
Vorresti sapere chi sti questo? È uno stilista personale, botteghino. Se no, chi lo porca a te ci chiamano a noi, se no! Non ce ne foto! No, ce no! No, state fermo! Nanni, Calma! calma! E noi sai che facciamo? Noi stanno fermo come a destra. Indifferenti come si fatto, non posso noi. Ma che grida? A dove sta? Oh! Sì, non posso resistere lontano. Io ho già staccato, ho già morito in sta camera. A dove sta? Ma devi... Voglio parlare con i genitori. Oggi no! Oggi Nanni! Venite a vedere questo cadavere! Qui c'è un uomo morto! Non ve ne nascondete! Mamma mia, arrabbiata, aspettate! Ce n'è un po' di sì! Calma! Un po' di sì! Calma, fa una cosa. Sentiamo a me. Con calma, va bu? Mettiti a cantare una bella canzone. Ti rilassi, va. Mio suocero è nubbie! Mio suocero è nubbie! Con tanta canzone proprio che stai per traccando! È quello che sta mesciuto, che mi scattita! Mo cambia 100 anni più. Voi siete un maleducato, un violento! Ehi gamba, mezzo caramella, mezzo cioccolatino. Ma quando ci va, so essere amaro. Sentite, noi siamo i proprietari della pensione, vogliamo sapere che dite che è successo? Ha preso a schiaffi a Gino Dode! Però, ha pigliato sta panuca d'avro, Mannaggia diavolo, mannaggia diavolo! Tutto un caffè intero mi ha fatto carino. Non mangio poco manco tutto sti. Oh, caffè intero! Mi da gira, capito? Mi da spalare! Ma ti dite, ma ci do sfugare! Sì, il dottore ha detto che il ragazzo deve sfogare, ma che sfoga! Il bacino! Aggi! Ora nulla! Uè, vuoi ringraziare che sta una femmina con me? A scorgere adesso mi chiede a schiaffo! Ma chi? Poi quando vi trovate? Non si fessi! È meglio che me ne andate, se no qua finisce male! E perché un no? Ma una vaca! Ah, pensione alla tranquillità! Ma una vaca! Ma una vaca! Batti! Signora Nannina, riconfermo la camera, torno dopo! Mamma mia! Ma che sta succedendo? Cavaci in menù! Ah, è buono! Io vorrei sapere da te tu perché prima hai gridato, Perché mi do un beppino mi sciolghiamo! Come ti sciullucchiamo pure a te? Sempre mi sciolghiamo! Non lì! Ma non c'è no! Che è successo? Ma che ci sta là dentro? Questa è una volta, come siete entrato? Ma ce la a bastonare! Ma tu stavi! Poi! Che ci fa? Ma dammi sin da camera come sfotte! E non sono meglio gli indiani della casa mia! Ma caso da famiglia! Gennaro! Fratete affittare la camera a Tarzan! E se mi pure i soldi in casa! Sì, sì! È normale, quella è stata Mariola la piccirilla! No! È una cosa che mi è venuta da grande. E poi l'hai capito, dove ti sta paura Tarzano, Parluano, l'indiano, chi insomma. Oh, Maranno! E poi si è venuta a stanzia e tu trovavi l'indiano mia sola e tu Se li chiamo Maurice, se li chiamo! No, ma ce le chiama solo. Oh, guarda! A te faccio i miei punti! Non si vestì! Venite in cucina, mettetemi un cubetto di ghiaccio, venite, me lo metto io, che io sono infermiera diplomata, venite! No, signora, lasciatemi stare! Ma per come sto nervoso mi serve solo uno calmante, come sono nervoso! Gesù, chi sono proprio pazzi, Cardini? A pensione alla tranquillità! Oh, manicomio! Ma vaffanculo! Nanni! È passata un'altra mezz'ora della vostra vita! E come si può Gennaro! Nanni! Madonna, come sta incazzata che si stamattina? Ragazzi, non c'è più tempo da perdere. Carmela, siete, io non sono capace. Guarda che buono. Carmela, sentimi un po'. Io ti volevo dire una cosa. Ma uno così, tutto all'intrasato, tutto all'improvviso, pinge senza fare un corso serale, senza fare poche tirocine. All'improvviso!
fa l'assassino. No, giustiziere Nannino, giustiziere. Sì, ma pure per fare il giustiziere, un po' di tirocini, un corso ci vuole. Ragazzi, venite qua. Non c'è più tempo da perdere. Mi capisci? Sì. Qua bisogna agire Subito. Adesso faccio io una pazzia per voi. Che bello. Che Dici fai, che i che soldi fai? dentro la valigia te li pigliate tu? Sì. Ah, Sì. e che sta una pazzia? Che sta castruzzata? Cioè, E allora che fai? no, l'ammazzo io a stu bastardo. Brava, bravissima. No, Nannina, è bravo, ce l'ha Don Rodrigo. Don Rodrigo con la mafia, sì. Nannina, io non sono brava, io sogno cattiva. Ma quanto mai, Carmen, ma tu perché dici sti cose? Tu sei una bravissima assassina. Tu sei il nostro benefattore. Sì. Ragazzi, Sì. facciamo così. Sì. Lo ammazzo io. È uno di voi. Si accolla il delitto. Ah, bravo, ha ragione. Ha ragione. Ognuno di noi fa una cosa. Però io non posso. Io assolutamente non posso. Perché no? Non so che cosa fa. Io faccio beneficenza al terzo mondo. Ma che cataste beneficenza tutto in devavù e manu terzo mondo. Sono impegnato. Allora lo faccio io. No, io non lo posso fare. No, Gennaro neanche può, neanche sì. può Gennaro. È perché sennò in devacuno ha trasportato tutta la roba fino al terzo mondo. Io porto. Hai ragione, io già portato il catasto in anni. Perché io ho cavo terzo mondo, sempre un catasto già di vedere. Ragazzi, io capivo. Ma adesso come farò? Niente, Carmen, è molto semplice. Fai tutte cose tu e non ne parliamo più. Hai capito? Andiamo, che dici? Io sono già macchiato. Mi capisci? Se fate in galera non ti ascacchio. Voi invece siete incensurati. Avete anche l'attenuante di vostra figlia Rosetta. Fate come un padre e una madre fiera siciliana. E come farebbe questa madre fiera siciliana? Nannina diretta. Io sono stato, delitto d'onore fu. Mi aveva sedotto una figlia. Hai capito buono, Nannino? Ma c'è un primo motivo però. Ragazzi, io vado mo. Mi metto di vedetta Sì. e gli sparo un colpo in fronte. Ah, ok. Voi, appena sentite botto, io esco fuori, vi do la pistola in mano e tutto è fatto. Mi capisci? Sì. Mi capisci? Sì. Ok. Ok. Sì, ok. Ce n'hai visto? Hai già visto? Non ma che sto coraggio lo fa? Smettavi letto. Ieri ce n'aveva studiato tutto bene. Perché? Una cosa sbagliata però. Che cosa? O padre fiero siciliano li ha fatto tu. No, Nanni, fermati, mo ti ha fermato. No, questo cose ferme, la cose ferme, per piacere. No. Le ha fatto Gennaro. Nanni, a fiera le ha fatto tu. Oh, va, la rovata, la Gennaro. A posto tolte male, a voi. Zitto. E da sta pensione sto proprio di sciupo. Entra, Cadi, entra. Mamma, mi vergogno. Agati, mettete qua e state zitta. Entrate ragazzi. Lisa, Maggie, Bart. Ma l'hai fatto pure su da sti creature, sì. Trasita. Ah, finalmente hanno capito. Vieni qua, Bart. Gli ha ricordato per buono. Noi, che siamo venuti a fare Napoli. A chi cercamo? A papà! Ok, e appena gli prego. Ecco vostro padre. Voi che facete? Vagliano già. Se non mi lasciate dare con quello per te. E chiunque vi rivolge la parola, voi, muti, se non facete solo qualche qua. Voi avete solamente riso. Papà è morto! Per il resto, voi parlate solo americano, ok? Yes. Mamma, ma io mi vergogno. Vergognati quanto vuoi tu. Gino Doretta e non dovete essere sposare con te. Mamma, ma te pare che io, con 3 kids, una baby tanta, nata tanta e nato tantil, roba tanto tempo, vengo a chiedere il dovere e l'onore. E ci sta la ragione. Mami, ti ricordo che quando Luigino se ne scappò in Italia, teneva 3 anni.
Questo due e chi? Non era ancora nato. Mo tutto insieme dico, bambini, questo è vostro padre. Ma chi sei? Questo non è vostro padre. Scusate signor, c'è stato bene qui. Bambini, questi non sono i vostri I padri. vostri padri, ma che state dicendo? A chi Scusate, cercate? Ma che signor. volete? Ma che scusate? Signor, non mi arrabbiate. Scusate. Qui cercavamo un certo Gino Doré. Dice che alla giocare. E che sei? State a Sì. cercare il Gino Doré, tutto sto casino? Sì. Accomodatevi per piacere. Bambini, accomodiamoci. Accomodate. Mettetevi quiete, sistemate. Allora, il Gino Doré alloggia qui, sta in quella camera. Va bene. Poi vedete fra poco, esce. Sì, aspettate. Va bene, noi l'aspettiamo. Aspettate a lì. Mo vedete che esce. Mi raccomando, senza Va fare bene, noi aspettiamo. Permettete. Non si veste, vedete? Riprendiamo il discorso. No. Non potete negarlo. Io vi ho sentito con le mie orecchie dire io ti sparo. È vero sì o no? Ma so cosa che si dice che faccio? Spara uno veramente. Si capisce, qua sei bello. Sì, l'hanno sparato. Ma che state dicendo così? Mi faccio 30 anni di carcere a Poggioreale. Quale 30 anni carcere a Poggioreale? Facetemi fa a me. Io facevo fa gialla la paura. Sono diabolico. Vi fidate di me? Non tanto. Tutto a posto. Allora andiamo in camera vostra e ci mettiamo d'accordo per i dettagli. Va buono? Tutto a posto. Allora noi andiamo, mi raccomando, senza fare casino, aspettate qua. Va bene. Arrivederci. Arrivederci, state buono. Silvestri. Ehi, questo pure è buono. Andiamo per finire sempre a testa capo. Agati, cavassoti. Bussiamo a che la... No, mamma, no, aspetta. Agati, ti ho detto 1000 volte, cacchiaccone. Lei è morto nuzinamente e l'ha lasciata ai puzzemetro. Perciò non stiamo qua per reclamare l'onore e per sti piccerini. Opa, a da riconoscere prima che viene acciso. Mamma, ma te pare che io mi sposa uno che deve essere acciso? Mio suocero no pie, mio suocero no... Giaccone! Donna Rosalia! Agatina! Io non sono Agatina. Agatina è morta. Io sono la sua ombra. Fate senza cor. Ma sai che avevamo avuto fame di trovare, o sai! Niente di me, ne avete fatto tutto sto giro per trovare me. Ma io non sono da qua per questo. Io da te non cerco compassione. Si è aggiulato fino a qua e potete salvare la vita. A vita! La vita, scappate! Mio zio ha fatto pagare un killer per ammazzare. Sta facendo a ritroso la strada di Cristoforo Colombo dall'America fino a qua per trovare San Batteo. Scappate, fuite! Ma non me ne va, che gli si scopre che mi chiama Gino Doré, mi trovano da tutte parti. Agatina! Io ti ho sempre amato, Agatina. Io ti sposo! Ah no, Luigino, il vino si fa ceto e l'amore si fa odio. E per vi mangiare sto vino prima che diventa cita. E per sti creature, a riguardo te. No, mamma, ti ha detto che io non lo voglio. Bambini, ma io vorrei da Cristo. Ma come? Chi si chiamano papà tutto quanto? È l'unico padre vero, o schifo, no? Bambini, questo è il vostro vero padre. Papà è morto! Non lo sai, mamma! Per compassione l'ho fatto, ma io a te non ti sposo, non ti voglio. Agati, state zitto. Don Luigi, che è l'amore, perciò dice così. Non va pigliato per sposino. A Luigi volevo dire che vi impegno io che lei vi sposa. Se no, la faccio a sciavire per ti donare. Agatina, bambina! Sì, l'infame è morto! Oh, killer! Ma sono io il mandato! No, Carmela, non c'è più alcun mandato. Luigino Doré mi sposa. Davvero? Sì, l'ha promesso, l'ha Allora promesso. sono confessi, aspettate. Niente, maledetto telefono, non c'è linea. Ti deve annullare la commissione, Don Pippo deve sapere Sì, che certamente. Gino Doré sposa lei. Bambini, voi aspettate qui. Noi torniamo subito. Subito Andiamo. Agatina, i figli. Mamma, papà, non state! No, a me mi sono stati a mano, ma sì, no.
piangi? Potete essere felici. Luigino mi lascia, si sposa con la Catina. E chi l'è stato gentile finalmente, capito? Che succede? Quelli sono i suoi figli. Ma non è che a cucina! Lisa, Maggie, Bart. Uè, che si tiene nei numeri si persona! Lisa, Maggie, Bart. Ma guarda è bellino Bartolino! Uè, ma fai pure il trasporto, sì? Sentite ragazzi, io mi sono sempre visto il vostro cartone animato in televisione. Bello, bello, proprio sul cielo, ma Ma che bellissimo. stai dicendo? Nanni, chi si vogliono che hanno visto un po' la fotografia? Oh mamma mia, come sono arrivato fino a qua? No comment, no comment. No, no, ragazzini, voi quando parlate con me dovete parlare dolce, un forastiere. Io non lo capire. Repeat, we cannot talk to you. Repeat, we cannot talk to you. Io mi dozzo da vecchia per tutte e tre, scusa ma. A chi duzzica per capo, ne? Va! Ma caspito! Cazzo, questi meganatre che passi una faccia ai macro! E gli hanno belli, va! Sei fatto proprio rosso che sei? Tu! Io ti faccio mazzo tanto! Pure il muro si tiene addosso, capito? Hai capito tutte cose? Chi sono americano? Chi sono Cerrano? E papà dove sta? Papà è morto! Come papà è morto? Papà è morto! E non c'è di si dice una botta, Cerrano! Secondo me vado a terra la fa per tenuto occhio. Ma siete sicuri? Papà è morto! Ma capri? Quando si esce viva in tutto troppo funerale, non mi meravigli niente. Ma tu che fai? Tu a compare sparisci, tu muri seriamente! Aiutatemi! Mi vogliono uccidere! Perché è una cosa vecchia! Come già ho capito? No, è che io volevo dire, no? Che tagli il fuoco sopra l'acqua, sopra il fuoco, tagli tu. Se no, spiegacello tu! Aiutatemi, babbo! Ma quale babbo? Ma te che ne sa? Ma come? Io sono un chilo dietro la schiena che mi vuole uccidere! 1 chilo, 2 chilo, 3 chili! Ma tu quanti è tu Vicina, aiutami Ma tu! quale vicino e vicino? Si vecchi, si curioso. E ti riesco pure un franzuso. Ma perché mi hai messo un guaio con te? Io voglio bene a Silvestrino. Ma come che stiamo andando a Cina e nessuno se ne porta niente? Ha giubilato diabete! Non puoi dare zucchero ancora a me! Rosetta mi va bene, la gentisa. Uè, caramella! Tu hai inutile a fare l'autista! Io sono ancora vivo! Ah! Sì, ma ancora per poco. Ma ha sparato veramente! Oh, mi piace! Ce l'ha! È morta! Oh, un luogo finalmente è morto, ce l'ha! Maronna, ma gli hai sparato Carmela non sta! Dio mio, è morto davvero. Ma che sta? Io sono stata. Io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Nanni, che è, Nanni? Ce l'ha! È morta! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Se no, l'ha già detto già prima! Io sono stato io! No, è stato lui! Io mi credevo che ero stata io!
aveva sedotto la figlia. Figlia, l'ha ammazzato davvero! Era promesso sposo da catena! Delitto d'onore fu, mi aveva sedotto la figlia. Ma che dite? Ma vi ammazzano! Che ritto? Adesso vi ammazzano! Carmen! Ma tu ti sta menopausa! Ma ci vanno manicomio a noi, Carmen! No, noi al cimitero vi mandiamo! Chi ha ucciso quest'uomo? Io, sono stato io. Delitto d'onore fu, mi aveva sedotto la figlia. Sì. Ma che succede? Babbo! Non ti può! Non ti può! Ma l'ho già sparato! È vivo! Già sparato! Oh, no. Scherzo è riuscito perfettamente. Ma perché questo era uno scherzo? Ci fatto sparare un colpo a Salvatore Silvestrini. Ma che lo sta Dio? Io sono stato! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Gennaro! Ehi! Il morto non è morto! Il morto sta bene in salute! Grazie, buonasera. Grazie. Siete divertiti? Allora, presentiamo subito, partiamo con i piccolini, che sono i Bianconcelli, Lisa, Maggie e Bart, rispettivamente Aurora Emanuela Cocorullo, Francesca Messina e Mario Autoritano. Ma ci stanno? Questa è la passerella, Aurora. Durante il corso, che c'ha? Come che c'ho? Mi sono Lisa! È regista, non siamo più nella commedia! Ma perché nato tu sei pagato? Il primo di nemico, ma non è successo! Siete tutti ad altro tutto assieme! Ma la stessa avanti, mi inviato Luis. Fai una cosa, fammi una cortesia. Mi capisci perché ti capita questo problema? Allora, scusami, stai tranquilla, guarda, in mezzo a tutta questa gente in platea, sicuramente c'è tuo padre, dopo la passerella, in mezzo a tutto si alzerà una persona, quello sarà tuo padre, lo rincorri per le scale e lo vai a abbracciare, quello sarà tuo padre, non sono Ma io. perché? Quello sta qua in tutto! Ah, e allora aspetto che sia! Ok, mettiti buona lì. Allora, il nostro corpo di ballo, capitanato dalla coreografa Annalita Ragosta, con Maria Giovanna Ragosta e Giulia Giacinta Amoruso, l'altra ballerina che ha fatto anche l'attrice uscirà dopo. La nostra cantante, Mariarca Panico, in arte, lo posso dire, Ariarca. E da un po' spopola sui social deliziando i tuoi fan con la piccolina voce. Poi c'è Amilcare, Pietro d'Inverno. La fioraia, Fiorella Anna Lomele. Agatina l'ha fatta Angela Carolla, che ha anche ballato. Rosalia e Antonia Toscano. Melina e Luisa Foresta, Magammarello. Silvestro, che è una new entry, e Giovanni Travaglino. Rosetta, anch'essa new entry, e Martina Pizza. Palmina Maria Esposito.
Gino Dorelle, eccentrico Marzio Di Lauro, nella vita parla l'architetto Peppino Oratuzzo, si può dire, Emanuele Rione. Grazie Emanuele, lui è Emanuele nei libri dei genitori, ma sta sul palcoscenico da 25 anni, penso. Carmela Picciotta, Narita Mariniello. Brava. Per lei. Poi ci sono gli ultimi due che sono i padroni di questa pensione di matti, che sono Gennaro che è Giuliano Cennamo e Nannina che è Maria Grimaldi. Allora, tutto ciò ovviamente è stato possibile anche grazie al nostro indispensabile cast, Anna Maria De Carlo. Grazie. A dicembre del palcoscenico. Poi ci sono gli scenografi, Gennaro Montana e Adriano Altamura, che hanno addobbato questa bella scenografia. Marco Panico e i ragazzi di Sala, Chiara Sera di Fiore, Anna Lettini per trucco e parrucco. Ma anche del tecnico audio e luci Carlo Alborino in sala e il videografer Pietro D'Inverno che sta qui in galleria. Abbiamo chiuso, ma le ultime due cose sono importanti e necessarie. C'è un pensiero e un omaggio. Il nostro pensiero stasera va a una donna che ci ha lasciati da poco, è Donna Vittoria Buzzone. E il nostro omaggio invece va ad un amico che ci ha sempre sostenuti. Dal 2012, quando recitavamo in un istituto di suore, non si è perso la nostra commedia, quindi ho voluto proprio omaggiarlo. È libero, scusa, è da poco che ha debuttato come scrittore. Nella vita fa altro e ha scritto veramente, secondo me, io l'ho letto perché me l'hanno regalato, un romanzo d'amore azzurro, lo definisco, dove all'interno ci sono praticamente 52 anni di Napoli, parte dalla partita Napoli-Spal a Spal-Napoli, e quest'anno ci ha portato fortuna sto libro e la Spal ha fermato la Juve, no, insomma per noi tifosi è importante, è veramente ricco di aneddoti e di immagini e coinvolgente, e io penso che i tifosi del Napoli non se lo possono far mancare, lo troverete su Amazon in esercizi commerciali della città, ma anche qui a teatro. Bene, lui è un acerrano doc, oltre a fare lo scrittore fa il medico, è il dottor Antonio Mariniello. Grazie un attimo. No, ma non è tuo padre, no, è fatto no. Aurora, esci dal corpo di Lisa, è finita la commedia. No, è tutto Mariniello. Hai ragione, non lo dico più. Ma se veramente torna Aurora Emanuela Cocco Sali sul palco, domani la fai qua, Lisa, e il 7 di aprile al Teatro De Rosa a Frattamaggiore ritorna a fare Lisa. Ma fate Luisa Marro quando attacco Silvio Gasotto. Vi aspettiamo a dicembre qui a teatro con Arezzo 29 in 3 minuti. È una commedia che faremo in omaggio a Luisa Conte per il 25esimo anniversario del nostro Grazie. Gente che vede e che sente e fa finta di niente ma non sa stuccare. Gente magnifica, gente di questa città. Ma per guaiuolo che toccano un fuoco e si vanno a bruciare. Questi guaiuoli che stanno crescendo e si vanno a imparare. Questi guaiuoli che isono e braccia e si vanno a salvare.
questa città. Gente, magnifica gente, elegante e potente, ma sta gente che fa? Gente che ama la gente.